Il mondo della musica è affascinante, ma lo è ancora di più quello della musica live. Quindi guardiamo il prossimo filmato. Eccoci, in questa puntata siamo con i Famelica. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, è dal 98 che suoniamo, non siamo stati sempre in questa formazione ci siamo da 5 anni e siamo Giusto Correnti alla batteria e alla fisarmonica, Enrico Orlando alla chitarra e Pippo Guagliardo all'altra chitarra. E io, voce e basso, Antonio Di Martino. Il cieco dorme tra le ossa vuote, sotto un ramo di pesco, vedo ombre scarlatte, e il fiume amaro è tornato alla foce, radici e radici al crepuscolo crescono, piena è la terra di ceneri spose, piena è la terra di ceneri spose, scoppiò la luna e diventammo anime. Il vostro secondo album è Maschere Felici, ce ne parli un po'? Sì, Maschere Felici è un album che è nato da 4 anni di approfondimenti letterari e anche musicali che abbiamo ognuno di noi in modi diversi ha percorso e che ci ha portato appunto alla realizzazione di un chiamarlo prodotto mi sembra magari, però di un qualcosa che ci soddisfa molto, che rispecchia molto quello che siamo e quello che siamo soprattutto dal vivo, anche perché abbiamo avuto la possibilità di mixarlo nello studio dei Meganoidi che ci hanno aiutati in questo, e quindi sono usciti delle sonorità che ci aggradano molto. Strisciano come serpi investite di santità le dolci ancelle del vento. Giusto, una traccia del vostro album si chiama Ceneri Spose. Sì, Ceneri Spose è il brano con cui noi chiudiamo il nostro secondo lavoro, il nostro secondo album, ed è stata un'esperienza quella di fare un video molto interessante e impegnativa. È stato realizzato da una regista palermitana, Manuela Di Pisa, interamente realizzato con la tecnica dello stop motion, con questi movimenti un po' rallentati che, come possiamo vedere dalle immagini, dà questo effetto un po' particolare. Piccole salme dal mare d'eternità, sopra le terre dell'astro volente sputano lingue roventi. Quali sono i progetti futuri dei Famelica? Adesso stiamo lavorando sul terzo disco. Stiamo avendo un po' dei suoni un po' più britannici rispetto al primo, al secondo, anche se però manteniamo un po' l'impronta dei vecchio standard, diciamo, Famelica. Come date stiamo facendo un po' una tour un po' in tutta Italia, tra cui grosse città come Milano, Napoli, Roma. Bene o male ci facciamo conoscere anche nella nostra amata Italy. Ci aspettiamo fama, potere, donne. Nel cielo svizzeri popoli verso il mare, svizzeri popoli da affogare. La luce non fu più la madre del tempo, se degli sparti ed essere il suo pianto. Non temete, facce di cielo. Alcuni artisti cominciano a scrivere i testi, altri invece cominciano dalla musica. Invece i Famelica? I Famelica partono da un brano che arriva già scritto da Antonio, che è lui che scrive i testi, e poi all'interno della nostra saletta prove ognuno di noi con il proprio contributo poi facciamo l'arrangiamento e viene fuori. Sì, dal mix, diciamo, di generi diversi che ascoltiamo, perché ognuno di noi ascolta un genere diverso, e viene fuori questa cosa. Piena è la terra di ceneri spose, fuggimmo e la lama sui monti distesi, ma scoppiò la luna e diventammo anime. Il disco è un disco tematico e gira tutto attorno al tema dell'uomo, l'uomo concepito come maschera, e quindi tutto ciò che l'uomo è ma che in realtà non vorrebbe apparire. E quindi c'è la storia
del cantastorie siciliano, Ucciso dalla mafia, che è la storia di Giovà, c'è una piccola ballata su un servo, c'è l'idillio amoroso della Maschera Uomo, che è rappresentato da 2 ballate, che sono la ballata dell'evasione e la ballata dell'abbandono, perché l'uomo prima evade e poi viene abbandonato, e la maschera del naufrago, l'uomo che vuole fuggire, diciamo, da un'isola, e quindi possiamo paragonarla quasi alla maschera del ragazzo siciliano che cerca la fortuna magari fuori e che molte volte ritorna, diciamo, fregato. È questo, quindi Maschere Felici è un percorso quasi totale della vita umana. Navigando possiamo trovare i Famelica dove? www.famelica.it e anche su MySpace. Salutiamo i Famelica! Ciao ragazzi, ciao ciao!